Si ritrovano la casa di famiglia disabitata per problemi di salute della persona che ci vive, occupata abusivamente. Per cacciar via chi l'ha occupata devono affrontare un'odissea. Accade a Monastier. Ammassati in discoteche senza mascherina, un video postato in rete fa scoppiare la polemica. A Jesolo la replica dei gestori della discoteca. Turismo affossato dal coronavirus, l'allarme di Ascom, un calo impressionante di fatturato nella Marca in luglio e in prospettiva in agosto. Violenta rissa fra condomini, stamane a Cessalto, in 5 sono finiti in ospedale, comprese 2 donne, tutti denunciati dai carabinieri. Alcuni giovani si tuffano nella fontana della piazza di Pieve di Soligo, la rabbia del sindaco Soldan, una vergogna, li denunciamo. Addio in sordina per lo storico presidente di Fondazione Cassamarca, la proposta del sindaco di Montebelluna Marzio Favero, le istituzioni, dice, hanno il dovere di ricordarlo. Basket, la marcia di avvicinamento della De Longhi Treviso verso la nuova stagione dopo quella congelata dal coronavirus, nuovi innesti in squadra e il punto fermo della guida di coach Max Menetti. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano, una vicenda che arriva da Monastier. Si ritrovano la casa di famiglia che è disabitata in questo periodo per problemi di salute della persona che solitamente ci vive, occupata abusivamente. Per cacciare via chi l'ha occupata devono affrontare un'odissea. Il post su Facebook di una famiglia di Monastier che in queste ore ha preferito non parlare sta sollevando però rabbia e indignazione sui social. Il sindaco rassicura i cittadini, ma le opposizioni incalzano. Casa di famiglia disabitata da qualche tempo, occupata abusivamente da un paio di settimane da una donna straniera che, malgrado le sollecitazioni dei proprietari, ancora non se n'è andata e anzi ha fatto installare tanto di lucchetto alla porta. Accade a Monastier. A rendere pubblico il fatto il post sui social dei padroni di casa, ormai esasperati. Andiamo a fare un civile disturbo in casa nostra e veniamo insultati, raccontano, spiegando di essersi rivolti a forze dell'ordine e avvocati e denunciando una situazione che dicono potrebbe capitare a tutti. Prestate attenzione alle vostre case in vostra assenza, ammonisce poi il post. Queste persone non hanno timore e sanno molto bene che nessuno li può buttare fuori in tempi brevi. Incalcia il racconto una pioggia di commenti indignati. Il sindaco Paola Moro spiega che la vicenda è molto più complessa di quanto sembri. Siamo stati fino a tarda notte in collaborazione con le forze dell'ordine a convincere in qualche giorno, insomma, l'occupante a lasciare l'immobile. Ci sono degli aspetti ancora da chiarire e quindi adesso, terminato insomma il margine di qualche giorno che è stato concesso per l'organizzarsi di questa persona, la cosa si farà chiaramente più forte, ecco. Non lasceremo sicuramente un caso del genere, va risolto e va risolto nel modo che sappiamo, la casa va liberata. Però ecco, è anche qua chiaro che chi di dovere deve sporgere denuncia. Aspetti da chiarire dunque, visto che la donna sostiene di essere in possesso delle chiavi e di aver anche pagato una sorta di affitto. Anche per questo il sindaco invita i cittadini a non allarmarsi. Non succede che qualcuno ti entra in casa così perché sei andato a fare la spesa o sei andato via una settimana. Ma dalle opposizioni, a parte il fatto in sé, è il rischio che un fenomeno come questo possa prendere piede nel territorio a destare preoccupazione. Al di là del caso singolo, che può essere anche un problema privatistico, che comunque va risolto e affrontato, ma so insomma che si sta lavorando per questo e mi auguro che sia vero che in pochi giorni viene risolta, però il vero problema è non permettere che accadano questi episodi e che si resti inermi o che si possa non fare nulla, perché poi in futuro magari si ripresentano e ci possono essere organizzazioni, ci può essere chi veramente si adopera per fare in modo che avvengano questi episodi. Noi qui sappiamo quello che vogliamo far rispettare le regole, però dobbiamo garantire il diritto alla proprietà privata perché è frutto di sacrifici di una vita delle persone e perché è casa nostra. Adesso l'emergenza Covid, diamo subito lettura del bollettino dell'azienda Zero della sera, così completiamo con i dati di questa mattina. Come vedete nelle ultime ore un caso positivo in Veneto, nella provincia di Padova, quindi sommati
ai 18 della notte fanno 19 nell'arco delle 24 ore, 19.810 dall'inizio dell'emergenza, 722 i casi attualmente positivi, 2.064 i decessi, un dato che è fermo da giorni fortunatamente, 17.024 le persone che si sono negativizzate virologicamente parlando, 0 appunto i decessi, e questa è la situazione. Dunque la situazione che fortunatamente è ampiamente sotto controllo, però c'è ovviamente, come da tempo si dice, anche la necessità di mantenere rispetto delle regole, mantenere il distanziamento, l'uso delle mascherine per evitare il risorgere di nuovi focolai. E a proposito di questo, in queste ore è polemica a Jesolo per un video postato in rete sulla serata di riapertura della storica discoteca Il Muretto. Le immagini, che si riferiscono a quanto sembra appunto dalla seconda parte della nottata verso la mattina, mostrano infatti, come vedete in queste immagini, un ammassamento insomma di giovani vicino alla console poi del DJ a ballare, quindi parliamo della pista, e ben pochi con le mascherine. Eppure la riapertura insomma di una tra le più famose discoteche del Veneto erano state, per questa riapertura erano state prese misure rigide, lo sentiremo fra pochissimo, con appunto anche numerosi controlli e inviti ovviamente a mantenere la situazione sotto controllo. Ma insomma questo video che continua a girare, insomma ce ne sono altri, ma questo è il video che su Facebook ha un po' scatenato la polemica, come vedete, insomma pone di nuovo l'accento sulla gestione di questo fenomeno e soprattutto la gestione delle discoteche a Jesolo. Non c'è pace insomma per la cittadina balneare in questo periodo. Allora, questo video sta creando le polemiche, noi lo chiediamo direttamente a Marco Piu, che è uno dei gestori dello storico locale di Jesolo. Un po' un commento, cosa è accaduto, cosa ci può dire? Buonasera Marco Piu. Buonasera. Allora, a parte che sentire certe cose un po' mi destabilizza, perché comunque non le trovo molto coerenti e giuste per il momento di vista storico che stiamo vivendo. Comunque, prima di parlare di un video che è durato, che fa riprese di 2-3 minuti specifiche nell'arco di una serata che è durata 5 ore, parlerei a priori di come ci siamo organizzati noi per cercare di mantenere la sicurezza all'interno del locale. Certo. Per primi, in tutta Italia abbiamo fatto un metodo di pagamento solo online, in modo da avere tracciabilità nominale di ogni cliente che c'era all'interno del locale, cosa che non ha mai fatto nessuno fino adesso, ok? Neanche nei bar, neanche nei ristoranti, dove basta prenotare e tengono il nome solo della persona che prenota. Dopodiché, all'ingresso del parcheggio, o il cliente, l'avventore, esibiva la prevendita acquistata online, oppure non entrava nemmeno nel parcheggio. Quindi questa è un'altra maniera per evitare assembramenti al di fuori del locale. Una volta l'avventore accedeva mostrando la prevendita del parcheggio, le casse esterne del locale erano chiuse, quindi non si poteva acquistare biglietti in serata, non si entrava se non si aveva la prevendita già acquistata precedentemente. L'ingresso storico del locale è stato chiuso ed è stato aperto un altro in fondo, dove abbiamo il parcheggio, nel quale abbiamo allestito un'area di 1500 metri, ok? Capitanata da un servizio di sicurezza che abbiamo raddoppiato rispetto alle serate normali. Vi do un paio di numeri così anche per farvi capire, perché comunque noi adottiamo un servizio di sicurezza composto da 12 elementi in una serata normale, e ieri sera ne avevamo 30. L'ingresso era presidiato da guardia medica, dottore e 4 infermieri che misuravano la temperatura corporea a tutti i clienti che entravano nel locale. Dopodiché all'interno sempre il presidio dei vigili del fuoco, e ieri sera ho avuto il piacere, la fortuna e l'onore di avere la visita anche di altri enti delle forze dell'ordine. Tutta la sera abbiamo rincorso, anche io personalmente, ogni cliente che non aveva la mascherina addosso. Abbiamo mantenuto distanziamenti sociali in ogni posto del locale dove siamo riusciti a farlo, chiaramente, compresi i bar e code per accedere al bar per potersi prendere una consumazione. Ecco, ma allora quello che ci si può chiedere è, allora, questa immagine, voi dite, insomma, è solo una parte piccolissima della serata, è questo che mi state dicendo? Sì, anche perché fino alle 3 della mattina dentro il locale non c'era, fino alle 2 della mattina, scusami, dentro il locale non c'era nessuno. Quindi è successo nella seconda parte. Per carità, dopo non è che sono qua a dirvi che se quella scena c'è vuol dire che è successa, ok? Non è che possiamo raccontarci il contrario. Ci può anche stare che in un momento si perda il controllo del locale e che dopo si cerchi di ristabilizzarlo.
Poi quello che posso dire io è sarebbe troppo facile dire questo però succede dappertutto. Sì, succede dappertutto, ma non voglio farlo, e in tutta Italia, ma non voglio farlo presente solo per dirlo che succede nei locali da ballo, ma succede veramente dappertutto, perché la spiaggia è peggio della discoteca, però nessuno lo dice. Le piazze sono peggio della discoteca, però nessuno lo dice. Allora, va bene parlare di un locale. Vi sentite un po' presi di mira, questo è il concetto? No, assolutamente no, assolutamente no. Okay. Non ci sentiamo presi di mira, stiamo cercando di riaprire un posto al quale diamo da mangiare a 100 dipendenti e quindi 100 famiglie, ok? Non abbiamo aperto ieri sera la discoteca per farcela chiudere oggi, ma l'abbiamo aperta in previsione di poter continuare a lavorare nel prossimo mese, ok? Che è l'ultimo mese estivo, speriamo fino ai primi di settembre, e di poter anche noi mantenere queste persone con le quali abbiamo preso degli impegni, ok? E cercare di lavorare anche Le chiedo questo, temete ripercussioni adesso per queste immagini? Non lo so, non lo posso sapere. Comunque siamo sempre stati noi nei confronti del comune di Jesolo non è che abbiamo solo la discoteca, facciamo anche i più grossi eventi sulla spiaggia del Faro, dove abbiamo fatto eventi a 20.000 persone, ok? Abbiamo sempre collaborato con tutti e lo faremo anche questa volta, qualsiasi sia la decisione, la cosa che potrà succedere. Grazie davvero, Okay. Allora Marco Piu, grazie per averci dato la sua parola, insomma era necessario, insomma, anche per capire un po' quello che era accaduto. Grazie davvero, buon lavoro. Tutto questo poi mentre i virologi continuano a però dire attenzione, bisogna rispettare le regole, bisogna rispettare i distanziamenti, perché è necessario spegnere anche quei microfocolai che ci sono, che ci possono essere, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Lo ha detto, lo ha ribadito ieri sera ad Asiago il professor Andrea Crisanti. Metti una sera d'estate in una località turistica bella come Asiago e davanti a turisti e cittadini mettiamoci pure due scienziati del calibro di Crisanti e Galli, due esperti del coronavirus in servizio a Padova e Milano, e la miscela è vincente. Un dibattito, quello animato dal responsabile del laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova e Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco a Milano, che ha affrontato il tema dei focolai veneti con un certo ottimismo. Decisivo però sarà nei prossimi mesi il comportamento dei veneti. Il coronavirus non obbedisce a indicazioni politiche, ma ha una sua logica, e la sua logica è quella di trasmettersi da una persona all'altra. Quindi è chiaro che questo virus rimarrà e fino a che non troveremo o un vaccino o una terapia. Il problema è che rimarrà, ma non necessariamente potrà produrre un'epidemia come quella che abbiamo vissuto precedentemente. In sostanza sarà decisivo l'equilibrio tra virus e focolai e la nostra capacità di individuarli e spegnerli il prima possibile. Mascherina, distanziamento e un'igiene accurata ci accompagneranno ancora a lungo, anche se probabilmente non sarà necessario un nuovo lockdown. Se questa nostra capacità in qualche modo viene meno o si satura, è chiaro che l'epidemia riparte. Quello che abbiamo appreso a Vo' e che poi la ricetta che stiamo utilizzando adesso per spegnere tutti i focolai, parliamoci chiaro, perché spegnere i focolai, che cosa facciamo quando abbiamo un focolaio? Testiamo tutti i dipendenti, i parenti, perché? Perché andiamo a tracciare, andiamo a cercare gli asintomatici, fondamentalmente, perché sono loro il problema. L'unica strada per spegnere i focolai dunque è quella di testare più persone possibile, tutti gli individui vicini a chi risulta positivo, e soprattutto individuare gli asintomatici. Finché non troviamo gli asintomatici non spegniamo il focolaio, sono loro dunque il vero problema. Bisogna fare sì che i presidi abbiano una visione della distribuzione geografica da dove vengono i loro alunni, perché se vengono da una zona dove non c'è un focolaio, questi se ne stanno a casa, anche se stanno bene. Quanto all'atteggiamento dei cittadini, secondo il professor Galli, gli anziani sono più prudenti. Una parte dei giovani invece è convinta di non essere a rischio e non mette in conto di essere un potenziale pericolo per i familiari. Io credo che quelli della mia età e oltre siano tutti quanti molto attenti, in larghissima maggioranza, con grande senso di responsabilità, e anche credo con quel po' di sana fifa che in un caso di questo genere aiuta a cercare di star fuori dai guai. C'è un atteggiamento a volte un po' strafottente di una parte della componente giovanile, i ragazzi credono sempre di essere immortali e non valutano il danno che può essere anche provocato nel portare il virus a casa. Un professor Crisanti che è tornato a parlare anche sulla polemica a distanza con il governatore Zaia, una polemica che sembra intenzionato a chiudere.
Dal palco di Asiago Andrea Crisanti torna anche sul caso nato tra lui e il governatore Zaia attorno ad alcune frasi dello scienziato apparse critiche sulle scelte della regione. Crisanti fa tuttora parte del comitato tecnico scientifico del Veneto e dopo aver espresso pubblicamente l'ipotesi di un passo indietro uscendo dal comitato, ora dice di voler chiudere la questione e forse anche le polemiche. Io alla fine ho pensato che andare via era più per il mio orgoglio e alla fine ho pensato che forse valeva ancora la pena servire la comunità. Intanto resta decisivo il piano regionale della salute pubblica che dovrà essere pronto per affrontare l'eventuale ritorno della pandemia in autunno, un piano che faccia tesoro delle esperienze sanitarie di questi mesi per gestire al meglio risorse, posti letto, terapie intensive, tamponi e isolamenti, anche se per l'autunno esistono solo previsioni, non certezze. Io per ottobre e novembre mi aspetto un'intensificazione dei focolai sia per numero che per estensione, questo è quello che mi aspetto. Poi se il piano sarà adeguato significa che i focolai rimarranno tali. Per il momento penso che sia un buon piano, guardi, l'ho visto, l'ho commentato pure. Se il piano regionale sarà adeguato, e per Crisanti attualmente lo è, i focolai rimarranno tali, altrimenti si trasformeranno in nuova epidemia. Per novembre dunque lo scienziato si aspetta un'intensificazione dei focolai, ma sarà possibile gestirla. Intanto il turismo, il settore più colpito dall'emergenza coronavirus e poi dal successivo lockdown, registra nella Marca un calo impressionante di fatturato in luglio e in prospettiva anche ad agosto. Sentite i numeri. I numeri di luglio e agosto sono numeri impietosi. Si registra in provincia di Treviso un calo medio del 75% e quindi capite che sono numeri che avevamo previsto ma sono evidentemente allarmanti. Ci si era preparati al peggio e così è stato. Nel settore più colpito da emergenza Covid e lockdown, il turismo si cerca disperatamente di riemergere, ma il gorgo non lascia tregua e la quarantena imposta a chi ritorna da Romania e Bulgaria, seppur inevitabile, non aiuta. Vuol dire che quei mercati sono bloccati. Sono mercati di riferimento, sono mercati minori, comunque sono mercati bloccati. E sono bloccati nei due sensi, perché è evidente che il messaggio che passa è che lì c'è un problema. Se c'è un problema in una determinata zona, cosa succede nella mente di coloro che pensano di spostarsi nei prossimi mesi? Attenzione, spostarsi, andare in zone che non sono sicure è un aspetto da considerare bene prima di decidere di acquistare un volo e prima di prenotare una vacanza. E c'è una fetta importante di mercato, il turismo business legato agli affari, destinato già ora alla trasformazione. Sta portando tutto il mercato del lavoro, perlomeno per quello che riguarda la sfera del commerciale, della consulenza, a trovare nel collegamenti come noi adesso stiamo facendo, quindi da remoto senza la presenza fisica, una soluzione alternativa a quelle che sono le visite di lavoro. Questo tipo di modalità inciderà anche sulla prospettiva futura. Ridotte le distanze, progetti completamente cambiati e mesi a venire che si pronunciano molto difficili. Noi ragioniamo su un turismo quest'anno che ha un raggio di provenienza di 500 chilometri. Cosa vuol dire? Coloro che con la propria auto, oggi il mezzo considerato più sicuro, perché è un mezzo privato nel quale ognuno viaggia con la propria famiglia, raggiunge la destinazione percorrendo una distanza che è, come posso dire, accettabile con il proprio mezzo. Per cui stiamo parlando di un mercato interno probabilmente da Roma che sale verso nord alla Carinzia e alla Baviera, che sono le nostre regioni di maggior provenienza che guardiamo con maggiore attenzione. Ecco, il movimento che avremo sul Veneto e sulla provincia di Treviso avrà quest'anno queste provenienze e quindi vuol dire perdere mercati molto importanti. Torniamo alla cronaca, una violenta rissa tra condomini a Cessalto stamane. I motivi? A quanto pare futili, anche se i carabinieri stanno verificando quale sia stata la scintilla. La certezza sta nei numeri: 5 persone in ospedale, tra queste 2 donne, una 52enne e una 74enne, per una lite diventata vera e propria rissa fra condomini. Protagonisti tutti di origine marocchina in uno stabile di Cessalto. La violenza è scoppiata stamane, dissapori tra vicini, qualche parola di troppo, forse qualche motivo pregresso. Di fatto sono volate prima parole grosse e poi le botte. Poco dopo le 10 l'allarme ai carabinieri da parte di altri residenti che hanno sentito le urla e i militari che, verificata la situazione, hanno denunciato tutti per rissa in concorso, chiamando poi l'ambulanza per far ricoverare i protagonisti della zuffa con traumi di media gravità alla testa, alle braccia e alle spalle.
Ed è una lite finita in tragedia, quella che abbiamo raccontato in questi giorni a Fontane di Villorba con la morte dell'80enne Giovanni Gagno. Oggi il sindaco parla del profondo dolore che ha scosso l'intera comunità. Una tragica fatalità, un epilogo che nessuno voleva, un dramma che lo ha distrutto. Sono le parole consegnate al proprio avvocato dal 40enne di Ponzano, indagato per omicidio preterintenzionale dopo la morte a Villorba di Giovanni Gagno, 80 anni, a lungo commerciante a Fontane insieme alla moglie Settima. Andrà chiarito nel corso dell'autopsia se la spinta data in un momento di impeto abbia davvero causato la caduta che sarebbe stata poi fatale all'anziano, anche se appare improbabile che sia stato un malore a farlo cadere a terra in quel modo. Un fatto che ha scosso non solo la comunità di Fontane, dice il sindaco Marco Serena. Ha sconvolto la comunità di Villorba intera, perché la famiglia Gagno, insomma, è una famiglia che ha gestito un'attività per oltre 40 anni a Fontane, conosciutissima, persone insomma, che poi erano del paese, nel paese, e quindi insomma persone di casa, penso non solo a Giovanni purtroppo che se n'è andato, ma anche a sua moglie, ma anche ai 3 figli, a Gastone, a Luca e a Daniela, cioè persone che conosciamo tutti da sempre. Che qualche dissapore ci possa essere stato in passato tra le due famiglie per il transito lungo la stradina può anche darsi, aggiunge il sindaco. Spesso accade che ci sia qualche difficoltà magari nei rapporti di vicinato, che si senta che ci sia qualche screzio, ma insomma mai nulla di serio, mai nulla di importante. La magistratura deve accertare come sono svolti i fatti, però da quello che così si apprende c'è stato questo contatto fisico tra questo giovane e appunto Giovanni, che poi si è trasformato in una tragedia. Bisogna sempre tenere mani in tasca, ecco, i detti dei vecchi sono sempre saggi, conta fino a 10, tieni le mani in tasca, e purtroppo questa volta non è successo. Il primo cittadino si augura che si faccia chiarezza al più presto. Che ci sia comunque, si ritrovi una pace tra queste due famiglie che vivevano a fianco da credo 50 anni, e che questo fatto insomma ha segnato e segnerà anche in futuro. Probabilmente insomma, ecco, ci sarebbe bisogno di un momento forse di distensione che invocare adesso forse è troppo presto, però bisogna cercarlo. Filmati da un passante mentre facevano il bagno nella fontana di piazza Vittorio Emanuele II in centro a Pieve di Soligo. Il passante, che non ha chiamato i carabinieri, ma ha inviato questo video al sindaco Stefano Soldan, che ora intende identificare e denunciare i responsabili. Le immagini, filmate alle 7:30 del mattino, parlano da sole. Il primo cittadino bolla il comportamento come offensivo del rispetto e del decoro. Non dunque una ragazzata da lasciar passare, dice il primo cittadino, ma un gesto da condannare con severità. Soltanto 2 giovani entrati in acqua in mutande, un terzo fuori in piedi, poi il gruppetto se n'è andato a bordo di un'auto grigia. Si stanno già verificando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di leggerne la targa e poi individuare conducente e passeggeri. Ed ora torniamo di nuovo anche all'ultimo saluto al storico presidente di Fondazione Cassamarca Dino De Poli. Un addio, un ultimo saluto, l'abbiamo raccontato in sordina, un po' è surreale per l'assenza delle persone, un funerale strettamente privato come ha voluto la famiglia, ma il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, già poi assessore provinciale alla cultura, lancia un'idea, l'idea di un funerale laico per De Poli. Giusto, dice, rispettare la volontà della famiglia di un ultimo saluto privato, ma le istituzioni hanno il dovere, dice, di ricordarlo. Credo sia corretto che ci sia un momento di confronto, che non deve essere un momento di confronto con un coro unanime. Si possono parlare anche delle contraddizioni della figura di Dino De Poli, però rimane un dato di fatto. Dino De Poli è una figura che non possiamo ignorare. Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, già assessore provinciale alla cultura, ancora una volta dice apertamente quello che molti si limitano solamente a pensare. Dino De Poli se n'è andato in sordina, forse troppo per un personaggio che, piaccia o no, nella marca trevigiana ha fatto la differenza. E così Favero lancia l'idea di una sorta di funerale laico per l'ex presidente di Fondazione Cassamarca. Era corretto rispettare la famiglia che voleva un funerale estremamente privato, però è altrettanto giusto che vi sia un momento di commemorazione, perché Dino De Poli, piaccia o meno, è stata una figura importantissima per la marca trevigiana. Ha dettato tutta una serie di interventi che sono serviti a rilanciare la vocazione culturale della nostra provincia. Grandi mostre, recupero dei teatri, l'università a Treviso e poi le operazioni meno conosciute, come quella che Favero stesso suggerì a De Poli e che portò la provincia ad avere una disponibilità di 100 milioni di euro da investire nell'edilizia scolastica. Io credo che una figura come questa meriti un momento di riflessione collettiva
non, attenzione, in chiave celebrativa. Dino De Poli, come tutti i grandi personaggi, ha lasciato grandi luci ma anche grandi ombre, e quindi è una figura su cui è lecito discutere. Qualcuno lo chiamava Dino il Munifico, senz'altro era un padre padrone all'interno della fondazione, era persona difficile nei rapporti, aveva una sua impostazione che imponeva, però è altrettanto vero che ha lasciato un'eredità così importante per la marca trevigiana che credo sarebbe sbagliato dimenticarsi di lui senza un momento di incontro anche fra i rappresentanti delle istituzioni. Pochi istanti di pubblicità, poi il basket. Rieccoci in studio in diretta. Dunque il basket, marcia di avvicinamento della De Longhi Treviso verso la nuova stagione dopo quella, come sappiamo, congelata dal coronavirus. Nuovi innesti in squadra e il punto fermo della guida di coach Max Menetti. Ne ha parlato con noi oggi in diretta il presidente Paolo Vazzoler. A Veneto subito noi vogliamo esserci e siamo lì pronti a capire chi con noi farà parte di questo campionato e sperando di far divertire la gente il più possibile. Treviso c'è, Treviso ci sarà. Nello scenario ancora fluido dello sport con la palla a spicchi, la certezza che la De Longhi si sta preparando alla nuova stagione dopo il congelamento dell'avventura 2019-2020, la sua prima, in Serie A. Il coronavirus ha stravolto tutto e messo in grosse difficoltà, anche economiche, le società, ma il presidente Vazzoler mette subito in chiaro le cose. Noi ci siamo pronti, ci siamo tirati sulle maniche, fatta una fatica incredibile, non è ancora finita, abbiamo bisogno ancora che qualcuno ci dia una mano in termini di economics, perché la non certezza degli incassi potrebbe creare qualche difficoltà, però contiamo sull'amore che la gente finora ha dimostrato. Sulla carta la partenza della stagione è il 27 settembre, 18 squadre e una retrocessione come format, ma tutto ancora da confermare e stabilire con questi step ufficiali. 31 luglio l'in-out della Lega e della Comtech, cioè il comitato finanziario che analizza gli adempimenti finanziari che erano necessari. 3 agosto riunione di Lega, 7 luglio c'è, se non sbaglio, la riunione definitiva di FIP che dà l'in-out definitivo e lì partono i calendari, partono le date, parte tutto il processo che prevede il campionato. Di certo per Treviso c'è l'arrivo di forze fresche come Tyler Cheese, Nicola Achele, Dwayne Russell, Giovanni Vildera, talenti da innestare per un'altra rivoluzione del roster trevigiano, con il punto fermo di coach Max Menetti che ha prolungato fino al 2023. Max ha fatto una cosa molto bella, nel periodo di pandemia ci siamo seduti a tavolino, aveva un anno di contratto ancora, abbiamo chiacchierato a lungo, abbiamo capito che le nostre filosofie, la mission della società erano assolutamente in linea con quelle che erano le sue aspettative e fatto un accordo allungando i tempi di contratto. A quel punto è molto più facile lavorare, lui dà certezza della capacità di gestire i ragazzi, tanto che il roster quest'anno prevede un canovaccio di gioco sicuramente molto diverso da quello dell'anno scorso. In chiusura, come sempre, come ogni domenica, la consueta rubrica dedicata ai segni della nostra storia. Questa sera scopriamo con Lucio Zanato delle singolari scanalature all'esterno della chiesa di San Vito a Treviso. Guardate. È sicuramente uno degli scorci identificativi di Treviso. Piazza San Vito, con l'omonima chiesa, e quello scrigno dedicato a Santa Lucia. Poi la piazza un tempo coperta, dove stazionava l'onnipresente commercio ambulante. Scorci affascinanti per i turisti, quanto scontati per i trevigiani, che però probabilmente non hanno mai notato queste scanalature su una delle colonne portanti, i saloni del Monte di Pietà. 3 di diversa lunghezza, con delle tacche ben precise a diversa distanza, a seconda della scanalatura. Sono il segno della storia dei merciai, venditori di tessuti che qui sulla balaustra avevano i loro banchi. Corporazione importante perché dalle pezze pregiate e dai broccati si realizzavano i vestiti che identificavano a colpo d'occhio la classe sociale di chi li indossava. E questi segni garantivano, o avrebbero dovuto garantire, la lunghezza esatta pattuita. Per questo le scanalature raccontano una storia ancora più affascinante, quella degli statuti del Libero Comune di Treviso. Un'amministrazione medievale che attraverso quegli scritti controllava davvero tutto e tutti. Si preoccupava che le misure fossero osservate, che il vino avesse una certa qualità, per obbligo del comune si riportavano nelle piazze questi dati di riferimento. Non solo, ma erano sorvegliati da dei personaggi delegati di volta in volta e a rotazione, fra l'altro, trimestrale, perché si fidavano poco anche dei controllori. E i controllori, chi li controllava? Li controllava il controllore successivo.
e se non bastava, lo stesso podestà poteva essere penalizzato se non aveva fatto controlli altrettanto oculati, precisi. Quindi pagava il conto anche il podestà. Una cosa che adesso avremmo risolto i problemi dell'economia italiana. È tutto, vi lascio al meteo, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione riparte domani alle 12 di nuovo in diretta, alle 12:30 ci ricollegheremo con la sala della protezione civile di Marghera perché ci sarà, è stato annunciato oggi, un nuovo punto stampa sul coronavirus in Veneto del governatore Zaia, quindi in diretta alle 12:30 ve lo faremo vedere, ci collegheremo alle 12 per iniziare a raccontarvi gli ultimi aggiornamenti della giornata e poi alle 12:30 la diretta dalla protezione civile con il governatore Zaia. Vi lascio al meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. La settimana inizia con l'arrivo dell'anticiclone africano, sole e gran caldo sul nostro territorio. Il dettaglio di lunedì 27 luglio. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione decisamente soleggiata su tutta la regione, infatti splenderà il sole, cielo sereno o al massimo velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature in aumento con crescente sensazione di afa, minime tra 18 e 23 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo soleggiato e stabile, non sono previste piogge degne di nota e il clima sarà via via più caldo. Temperature minime infatti fino a 23 gradi, massime comprese tra 29 e 32 gradi. Non cambia di molto la situazione infine anche sul Trentino Alto Adige, avremo un ampio soleggiamento, cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime sui 18 gradi, massime fino a 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.